Questa sera, amici di Generazione Non Stop, siamo a Scivolandia, come potete vedere tutti vestiti di bianco perché c'è il White Evolution con René la Bulgara. La D-Evolution è pronta per suonare per voi la grande musica dell'estate 2012. Ma quanto è bello intervistare a René la Bulgara mentre sta montando! No, montando, non capire male! No. Subito capisco male! Hai già capito male! Già quando arrivi tu io capisco male immediatamente! René, ma quanto sei alta? Tanto, ho i tacchi, c'è il lungo, tranquillo! Fammi vedere! Vieni più qua, vieni qua! Ma sei tacco 12 stasera? Stasera sì, così ti metto un po' più in imbarazzo. È la seconda volta che ci incontriamo, ma sempre per il White. Ma questa volta sei... Ha un disco dall'inizio ufficiale. Sei vestita di bianco questa volta. Completamente! E non di rosso come l'altra volta. Però aspetta, non vi preoccupate, aspetta. La mia centralina di quest'anno è rossa, quindi il rosso non poteva mancare. Ah, ok. Ma René, dicono che sei la DJ più buona d'Italia. Ma non è vero, guarda che DJ più buone di me ce ne sono. Scusa, Nichi Bellucci, Chiara Robbioni, Taya Vulcano, e anche Cristina Davis, mamma mia. Ma che leccaculo che sei. No, volevo dire, ma sei dimagrita? Io? No! Sono ingrassata! No, dai, rispetto a quando è stato un anno fa, 2 anni fa, sei dimagrita. No. Quanto hai perso? Non sono dimagrita, ho preso 5 kg. Siamo ancora insieme, ragazzi. Nuovo anno, stessa festa, stesso party bianco. Come va il programma M2O? I ragazzi cosa dicono che ti ascoltano? Beh, sono sempre molto calorosi, poi non so se sapete, M2O è molto aumentata a livello di ascoltatori, attualmente stiamo a quasi 1.700.000 che è un miracolo. Dai, 1.668.000. Ma canti sempre durante le tue serate? Canticchio, dai, vedremo. Sì, sì. Non canti stasera? Certo che canto! Canti, cosa canti? Quale brano canti? Siamo Fratelli d'Italia, l'inno d'Italia. The White Evolution 2012. Pinoele apre come da 18 anni a questa parte ogni festa di Evolution. C'è anche la TV sulle mani! Dai, sai cos'è? Siccome l'altra volta abbiamo cantato Rise Up di Anche Harry, ha fatto, diciamo, furore, magari la ripropongo anche stasera per ricordarci la serata dell'altro anno. Buon White Evolution Party, quindi 2012, Scivolandia. Grazie! Divertiti! Ma sicuramente, se ci sei tu e se ci siete voi mi diverto sicuramente. Allora adesso vai a montare, monta, dai monta! Monta, ok. Senti come battono le mani, senti come battono le mani! And you're rising up. It's Steve. Evolution. Detta anche la ballerina di Sofia. Sì, certo, come no, ovvio. Tutto ormai, faccio anche il pulizia, ti ricordi che lo dicevamo? Non sei stanca di fare sto lavoro, basta. No! In pensione. Ma guarda, io penso di essere ancora all'inizio, sono una dilettante. È fantastico, ragazzi, avervi ancora qua dopo tutti questi anni, tutti quanti insieme.
Lo sappiamo che sei giovanissima, ma da quanti anni fai il programma a M2O? Guarda, ho cominciato tra il 2005 e il 2006 nel M2O e prima ho lavorato a Radio DJ, prima ancora a Radio Sintony in Sardegna. Questo cambiamento sappiamo che è comunque nello stesso stabile, no? M2O e Radio DJ, o no? Guarda, no, veramente DJ è più concentrata su Milano mentre M2O più su Roma, ma comunque abbiamo anche i ragazzi del trio Medusa che trasmettono da Roma o tutti gli altri che si appoggiano negli studi appunto di Roma di Radio DJ che sono attaccati a quelli di M2O, è lo stesso gruppo. 4 anni regalazione Summer Television. Posso chiederti una cosa? È troppo privata però. Straordinario spettacolo di chi non si ferma. È troppo privata. Dimmi! Sei sicura? Posso? È tutto naturale, se devi chiedere quello è tutto naturale. No, non intendevo quello! Va bene, allora quindi... Guarda che è troppo privata! Vai, sentiamo. Sicura? Come? Sicura che posso chiederti? Prego, dica. No, vabbè, niente, sei rifidanzata questo. Sì, sono fidanzata, amo l'uomo della mia vita, abbiamo un po' di differenza di età perché lui attualmente ha 1 anno e 8 mesi e invece io sono già vecchiotta e quindi amo questo mini meo di 1 anno e 8 mesi. Sono innamorata solo e esclusivamente di lui. Ok, vabbè, allora niente, ti salutiamo essendo che sei impegnata, ci dispiace. Sì, anche perché se lui arriva, guarda, 90 centimetri va meno già, Sì, c'ha 2 braccia allucinanti, mi raccomando. È molto geloso. Siamo persi in questo oceano di bianco. Amore. No, non intendevo quello! Va bene, allora quindi... Guarda che è troppo privata! Vai, sentiamo. Sicura? Come? Sicura che posso chiederti? Prego, dica. No, vabbè, niente, sei rifidanzata questo. Sì, sono fidanzata, amo l'uomo della mia vita, abbiamo un po' di differenza di età perché lui attualmente ha 1 anno e 8 mesi e invece io sono già vecchiotta e quindi amo questo mini meo di 1 anno e 8 mesi. Sono innamorata solo e esclusivamente di lui. Ok, vabbè, allora niente, ti salutiamo essendo che sei impegnata, ci dispiace. Sì, anche perché se lui arriva, guarda, 90 centimetri va meno già, Sì, c'ha 2 braccia allucinanti, mi raccomando. È molto geloso. La cosa privata che volevo chiederti, sai qual era? Quale posizione ti piace? Quando dormi, quale posizione ti piace? Ma visto che là c'è scritto 69? No, nel senso... Là c'è scritto 69, lo vedi? No, era quando dormi, a destra, a sinistra, pancia in giù o pancia in su. C'è chi dorme anche così, guarda. Tutti insieme a nuotare in questo... Sì, guarda, ci sono molti che dormono così nei migliori cimiteri d'Italia, guarda, dormono tutti così. Infatti, se dobbiamo fare un calcolo, la maggior parte della popolazione dorme così. Io spero di dormire così il più tardi possibile. Guarda, intanto dormo, guarda, a pancia in sotto, credo, in assoluto. Amo proprio avere 10.000 cuscini intorno a me. Abbraccio i cuscini di notte. Un saluto speciale